Buonasera amici di Sicilia Opera Academy. Siamo qui con la signora Giovanna Romazzi, vicepresidente dell'Asrico. Signora Romazzi, lei è da molti anni nel mondo della lirica, tutti la conoscono perché appunto recentemente, negli ultimi anni, dagli ultimi quindicina d'anni, si occupa dell'Asrico, e poi tutti la conoscono anche come la migliore amica di Maria Callas, ma vorremmo sapere come è avvenuto il suo ingresso nel, diciamo così, nel jet set della musica lirica, cioè come è diventata Giovanna Romazzi Giovanna Romazzi. Ma io sono un autodidatta, quindi sono milanese e come tale sono stata fin da ragazzina una frequentatrice della Scala, anche perché a Milano esiste la Scala, esiste il Duomo e esiste la Madonnina e il Panettone. Queste sono le cose fondamentali di Milano. Comunque la Scala era un luogo di ritrovo, era un luogo di aggregazione, era un luogo di mondanità. Io parlo però naturalmente della Scala dei miei 20 anni, quindi torniamo indietro di parecchi anni. All'epoca appunto della grande carriera di Maria Callas, che ho avuto modo di conoscere perché poi c'erano dei rituali allora che adesso un po' sono superati, che dopo la recita si andava, io andavo con i miei genitori sempre a teatro, si andava a cenare in un ristorante attaccato alla Scala che era il famoso Bifi Scala. In questo Bifi Scala veniva sempre la Callas con il marito e un comune amico nostro e loro mi ha a un certo punto presentato alla Callas quando lei era ancora grassa, brutta, inelegante, negli anni che cantava Gioconda alla Scala, stiamo parlando del 53-54. E mi ricordo che mi ha regalato, che ho tuttora, una fotografia con una dedica e poi da lì piano piano la incontravo al Bifide che lei frequentava molto, che vedevo andavo spesso anch'io perché appunto erano questi luoghi di appuntamento, luoghi deputati proprio del dopo Scala e piano piano siamo diventate amiche. Poi io ho fatto una volta un viaggio con la Scala, sono andata a Berlino quando la Scala è andata in tournée a Berlino con Lucia, con la Callas, Di Stefano, Karajan e sono andata anch'io, allora lì l'amicizia si è rinsaldata, lei mi considerava, lei diceva sempre tu sei come una sorella minore per me. Perché poi la Callas era una donna molto fragile e aveva un bisogno estremo di avere intorno un nucleo familiare, anche se in realtà non eravamo parenti in nessun modo, ma aveva degli amici che le riempivano il vuoto che le aveva dato le aveva creato la sua famiglia un po' disunita, con padre e madre separati, cattivi rapporti con la madre, con la sorella. E quindi lei ricercava nelle amicizie e in me una specie di, appunto lei diceva sempre sei la mia sorella minore e così è nata un'amicizia, una frequentazione. Io sono andata poi molto spesso con lei ai suoi grandi debutti, sono stata a New York quando ha debuttato al Metropolitan, sono stata a Parigi quando ha debuttato all'Opéra, sono stata poi nel periodo più difficile all'inizio del suo declino, quando incominciava a perdere un po' di colpi, a non essere più lei, perché ha avuto una vita veramente molto drammatica, un grande successo che però è durato 5 anni e non di più, dove ha avuto tutto perché era diventata bella, elegante, ricca, celebre, come una diva del cinema, perché allora che era il periodo della Ava Gardner, della Audrey Hepburn, di queste grandi attrici, lei era al loro livello perché era popolarissima, ma non solo in Italia, anche all'estero, quando si usciva insieme era veramente la gente la fermava per strada, però tutto questo è durato 5 anni. Poi ha avuto questa diciamo disavventura di questa storia con Onassis che le è costata carissima perché l'ha distratta dal suo mondo professionale, l'ha messa in condizioni di doversi separare dal marito, a questo punto ha
evidentemente c'era comunque un declino della sua voce, però non è stato controllato e non è stato in qualche modo frenato perché appunto lei era distratta perché sperava di poter sposare Onassis che nel frattempo si era separato anche lui da sua moglie. La cosa non è avvenuta, per cui dopo lei si è ritrovata senza marito, senza Onassis, senza il lavoro, senza più la voce. Ha tentato poi di riprendere a cantare con un, diciamo, un insuccesso, anche se non plateale, ma insomma ha fatto dei concerti che non sono stati granché e poi finalmente si è ritirata e poi è anche morta. E questa è la cosa tristissima, perché è una donna che è morta a 53 anni proprio di... Io dico sempre che è morta di dolore, perché era una donna che non aveva più niente da chiedere alla vita. La Maria la donna in privato, insomma, conosciamo le vicende della Maria l'artista, che era gran prima donna. La Maria la donna era così diversa dalla Maria l'artista. Sì, perché lei era una donna molto semplice, molto anche ingenua per certi aspetti, che faceva una vita come poteva fare una qualunque donna. A quell'epoca io avevo 20 anni e lei ne aveva 30, forse neanche. E si usciva, si andava a teatro, si andava soprattutto a fare a passeggiare, a fare delle spese, a fare delle commissioni. Tutto andava benissimo. Quando si avvicinava alla Scala era una cosa magica. Lei al momento che arrivava alla Scala per delle prove e oltrepassava il portone d'ingresso degli artisti, diventava la Callas e diventava questo, dicevano tigre, ma tigre su un palcoscenico, cioè con una forza, un'energia. Lei alla fine delle recite era esausta, ma non vocalmente, perché finché è stata una grande Callas non aveva problemi vocali, ma era tale l'impegno interpretativo che lei veramente era stremata alla fine. Però tutto questo era come una parentesi della sua vita, che succedeva nelle 3, 4, 5 ore che lei stava in teatro per una recita, poi finita la recita si tornava, molto spesso andavo a casa loro, questo naturalmente era nel periodo del suo matrimonio con Meneghini. Si stava in casa o si passava, perché allora c'era un altro rito che era quello di passare dal Corriere della Sera alle 3 di notte, perché allora la critica usciva il giorno dopo e quindi prima di rientrare a casa, dopo la recita, dopo la cena, più o meno si facevano le 3, si passava dal Corriere della Sera, si prendeva il primo giornale, la prima edizione del Corriere. Lei leggeva la critica, che per lo più erano ovviamente osannanti, e poi si andava a casa da lei, perché lei ancora aveva questa scarica di adrenalina che le impediva di dormire fino a tardi. Delle volte sono rimasta anche a dormire a casa della Callas, perché si facevano le 5 e le 6 di mattina, perché c'era tutta una vita concentrata sul suo lavoro. E questa è stata la cosa drammatica, perché quando lei ha conosciuto Onassis, che non capiva niente di musica, che non gli importava niente della musica, le importava solamente il personaggio Callas, in quanto era un personaggio da jet set a quel punto. Quando però lei ha incominciato a declinare, ha perso il vero motivo di vita che aveva, che era quello di stare in palcoscenico e di dedicarsi all'arte, al canto. E in quegli anni in cui appunto era distante dal mondo della lirica, diciamo negli ultimi anni di Maria, dove appunto le critiche gossipare parlano dell'amore con Giuseppe Di Stefano, ma dico negli ultimi anni di vita della Maria lei è rimasta in contatto sicuramente, insomma come sono stati questi ultimi anni della Maria, come mai ecco non sono riusciti le amicizie, anche il mondo, è una cosa molto strana che una che ancora oggi vende più dischi diciamo, dei cantanti viventi, è rimasto un mito, come mai la Maria si spegne così, diciamo, quasi sola, vivendo come ho letto anche con i domestici, con i suoi cagnolini, così in questa solitudine estrema. È possibile mai che gli altri del mondo dorato della lirica, i suoi ex partner di scena, come mai è rimasta così isolata? Ma lei è rimasta isolata, un po' l'ha voluto lei, perché lei a un certo punto quando si è separata, che ha lasciato, lei aveva una casa a Milano,
che nella separazione è rimasta a lei. Lei però per un po' l'ha tenuta questa casa, poi l'ha venduta e ha preso una casa a Parigi, sempre pensando di poter concretizzare questo suo rapporto con Onassis. Naturalmente a questo punto lei si è allontanata da tutto il gruppo di amici che erano molto importanti, nel senso che erano persone di qualità, di livello di Milano, ma che erano molto affezionati a lei. Lei piano piano li ha allontanati perché si è resa perfettamente conto, perché ha incominciato aveva una tournée, mi ricordo, di concerti, ha incominciato a perdere qualche concerto. Una volta siamo andati a Ostenda e siamo arrivati in albergo e l'indomani mattina siamo ripartiti senza che lei potesse fare il concerto, perché non si sentiva, perché non studiava più, perché non era più impegnata nel suo lavoro, perché aveva per la testa solamente questo uomo che non la considerava un artista, che la considerava soltanto un oggetto da portare in giro, finché è stata la Grande Callas. Il giorno che è diventata una ex cantante, anche a Onassis non è interessata più lei, quindi lei si è sentita abbandonata da tutti e un po' lo è stata abbandonata, ma un po' si è allontanata lei, quindi si è ritrovata a un certo punto che non aveva più amicizie, e qui è saltato fuori di nuovo il personaggio di Stefano che e questa è stata un'altra cosa drammaticissima, perché si sono illusi uno con l'altro, perché lui ha illuso lei di poter ritornare a cantare, a essere ancora la Grande Callas. Lei ha illuso lui perché lui aveva bisogno di lavorare, aveva bisogno di soldi, quindi pensavano insieme di poter fare un business, di poter fare una tournée di grande successo. In realtà non lo è stato, perché poi finché hanno fatto i concerti in Giappone, così, in posti dove non avevano della grande tradizione, diciamo, di ascolto della Callas, tutto bene. Quando poi sono andati a New York, lei non se l'è sentita di cantare, e si è preso un sonnifero e ha dormito tutto un giorno, e alla sera Di Stefano si è ritrovato solo a fare il concerto. Quindi, proprio perché lei ormai non aveva più l'energia, non aveva più la forza, non aveva più tutta questa carica di caratteriale che l'ha tenuta in vita artisticamente per tutti gli anni gloriosi, a questo punto non esisteva più, per cui era una donna affranta, dolente e molto debole.